C'è anche un po' di Agrigento nel crollo del ponte Morandi di Genova, non solo perché in città c'è il suo gemello, il viadotto Acragas, ma anche perché tra le vittime c'è un uomo originario di Grotte, dunque in provincia di Agrigento. Si tratta di Vincenzo Licata, di 58 anni, sposato e padre di due figli. Viveva a Vicenza da anni dove era titolare di una ditta di trasporti. Ma il disastro ha troncato la vita di un'altra siciliana, fra le vittime Marta Danisi di Sant'Agata Militello nel Catanese. Aveva 29 anni e faceva l'infermiera ad Alessandria. Viaggiava nell'auto del fidanzato toscano Alberto Fanfani ed è precipitata nel vuoto insieme con lui quando il viadotto Morandi ha ceduto. Per entrambe le vittime siciliane, le città di origine oggi hanno proclamato il lutto cittadino, annullate manifestazioni e festeggiamenti. Una tragedia su cui riflette l'intera Italia. Delle morti che lasciano il segno. C'è chi si rivede in quei 4 ragazzi morti mentre andavano in vacanza, chi nel padre di famiglia, chi nell'intera famiglia di padre, madre e bambino o nella coppia di fidanzati. E poi i 300 sfollati. Una catastrofe su cui la città di Agrigento sta meditando. La città è collegata a Porto Empedocle dalla strada statale 115 Quater, nota anche come viadotto Morandi o Acragas, che ha due corsie per senso di marcia e lunga quasi 4 km, in massima parte sorretta da piloni. Il viadotto, costruito dopo la frana del luglio 66 ad Agrigento, era chiuso al traffico per cedimenti e pericolo di crolli e un'inchiesta è stata aperta dalla Procura agrigentina. Il viadotto fu costruito sul progetto dell'ingegnere Riccardo Morandi nel 1970, il progettista di quello crollato a Genova. Lo stesso progettista realizzò nel 1968 il ponte sul Salso a Licata, sempre in provincia di Agrigento. È stato chiuso nel marzo 2015 dall'ANAS per la messa in sicurezza ed era stato riaperto nel luglio dello stesso anno, solo ai mezzi leggeri. Durante quei mesi è stato sottoposto dai tecnici dell'ANAS a carotaggi e prove di stabilità e resistenza che avrebbero dimostrato come la campata interdetta del viadotto non sia a rischio col passaggio di mezzi leggeri. Nel marzo 2017 l'associazione Mare Amico ha diffuso un filmato per denunciare il degrado strutturale dei piloni che sorreggono il viadotto. Nel video e nelle foto diffuse dall'associazione erano ben visibili i danni subiti dai piloni con l'armatura di ferro scoperta dopo che il cemento si è sbriciolato. Dopo la denuncia di Mare Amico, la Procura Agrigentina aprì un'inchiesta per verificare se il viadotto costituisca un pericolo per la pubblica incolumità e il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, ne chiese la chiusura. L'ANAS dispose nuovamente, confermando di aver ricevuto richieste di informazioni da parte della Procura sulla situazione strutturale del cavalcavia, in merito alle quali si stanno fornendo tutte le informazioni. Per mesi quest'anno si è svolto un dibattito sulla possibilità di non ristrutturare il viadotto, ma di abbatterlo costruendo una viabilità alternativa. Ma l'ANAS lo sta ristrutturando. Gli interventi previsti sul viadotto Morandi, Acragas 1 e 2 dalla statale 115 Quater dovrebbero terminare nel 2021 con un costo di circa 30 milioni di euro. Ed interviene proprio sull'operato dell'ANAS l'assessore regionale delle infrastrutture Marco Falcone. Stiamo lavorando a una mappatura delle infrastrutture, un monitoraggio che sarà utile per effettuare gli interventi con criterio e non con l'improvvisazione con la quale si è agito in passato. La protezione civile, continua Falcone, su input del presidente Musumeci al lavoro da mesi. L'interlocuzione con l'ANAS è costante, anche perché la Sicilia è stata trattata come la Cenerentola d'Italia.